Bentornati in diretta, Sveglia Trieste, 8:05 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Paolo Menis del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno ai telespettatori. Ben arrivato nei nostri studi. Grazie allora, per l'invito. Stavamo commentando così un pochino le notizie di oggi e ci siamo soffermati sul povero tram nato disgraziato, ormai insomma è davvero in linea con la canzone, no? Un problema al carro scudo, dietro allo stop nuovo del tram, il ripristino slitta a martedì, avrebbe dovuto riprendere le corse oggi, invece così non sarà, insomma. Sì, io credo che ci sia bisogno di una vera operazione trasparenza su quanto è successo e quanto sta succedendo al nostro tram, perché ricordo molto brevemente, cioè dopo più di 8 anni di stop, se non sbaglio era il 2016, l'estate del 2016, inaugurato nuovamente il 1° febbraio di quest'anno, quindi nel giro di poco più di un mese si ferma altre 2 volte. Credo che questo sia assolutamente inaccettabile e quindi vanno capiti perché ci sono questi problemi, se sono stati fatti errori nelle fasi di progettazione dei lavori di ristrutturazione, perché credo sia diritto di tutti i triestini capire come vengono spesi i soldi pubblici e capire perché, come in questo caso, una mancanza di servizio che è durata quasi un decennio poi continua ad avere problemi a pochissime settimane dopo la riapertura del servizio. Ecco, credo che sia un servizio poi non solo per i triestini, ma un'attrazione turistica, e quindi questo è ancora una beffa maggiore, e credo che su questo appunto l'amministrazione comunale debba fare assolutamente chiarezza. Poi abbiamo visto per esempio ieri è stata inserita in una variazione di bilancio un ulteriore quasi 1 milione per manutenzione straordinaria del tram. 850.000 euro, è vero. Sì. Io ricordo quando ero consigliere comunale e venivano stanziati queste cifre, ma il tram funzionava e quindi erano giustificabili. Parlare adesso di ulteriori costi straordinari del tram mi sembra un'assurdità, e quindi va fatta, come dicevo prima, un'operazione di trasparenza e di chiarezza nei confronti dei cittadini. Allora, il nostro amico Marco Englaro, sempre sul pezzo, ci manda la vignetta quotidiana: niente tram, stavolta Segarotto il scudo, quel nucleare o quel contro la sfiga. Bellissima, davvero, anche perché racchiude un po' anche altri temi, no? Si parla di scudo nucleare europeo per quanto riguarda insomma la guerra e anche il gioco, ovviamente anche il gioco di assonanze tra tram e Trump, come tram e Trump non è male, insomma, anche questo personaggio con i capelli color carota, insomma, può richiamare in qualche modo. Bella, carina, grazie Marco Englaro. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Luigi. Luigi, buongiorno a lei. Buongiorno. Logicamente un saluto alla bellissima giornalista. Luigi, vorrei fare grazie. una domanda riguardo il bonus al suo ospite. Il di 350 euro per i pensionati, per no? i pensionati. Sì, pari a un ISEE di 15.000 euro e sotto i 15.000. Vorrei sapere, ma ci sono paletti o guardano solamente l'ISEE? Cioè, nel senso, guardano anche la dichiarazione dei redditi, che non deve superare, non so, i 10.000, 11.000, quello che è. L'ISEE è la situazione economica equivalente, esatto. Quindi racchiude anche la percezione del reddito quel dato, sì. E anche ovviamente altre situazioni patrimoniali, perché ovviamente l'ISEE serve a standardizzare, a mettere sullo stesso piano, anzi su piani diversi, una persona che percepisce un reddito, faccio per dire, di 20.000 euro all'anno e magari ha solo quel reddito, con un'altra che percepisce lo stesso reddito e magari però ha un patrimonio immobiliare, per esempio, o un patrimonio che deriva per esempio da investimenti in azioni o in obbligazioni. Quindi l'ISEE serve appunto per riportare su livelli, in questo caso diversi, persone che hanno lo stesso reddito ma che hanno patrimoni diversi. No, perché detta così come l'articolo sul piccolo, diciamo che è un'informazione per metà,
bisogna dire chiaro e tondo, guardate che oltre all'ISEE guardano anche la dichiarazione dei redditi. Mi sembra giusto, no? Così la gente se ne rende conto. Non lo so nello specifico, non lo so, ma credo che una volta che viene comunicato l'ISEE è superflua la dichiarazione dei redditi, nel senso che l'ISEE va oltre la semplice dichiarazione di redditi di lavoro, di pensione in questo caso o di lavoro. Però nello specifico è una misura regionale che non conosco nei dettagli, lo ammetto. Però sì, si basa proprio sull'ISEE, che contiene anche appunto il dato dello stipendio o della pensione che una persona percepisce. In questo caso poi si rivolge ai pensionati che hanno meno o pari pensione rispetto a quella minima, no? Diciamo sì, così, sì, per dirla un po' è chiaro che poi si quindi rivolge oltre all'ISEE ai pensionati che hanno una pensione minima, questo da quanto si apprende. Esatto. È chiaro che è una misura comunque di 350 euro una tantum all'anno, sì, per 3 anni, sicuramente non risolve i problemi di chi ha bassissimo reddito da pensione, perché se calcoliamo sono più o meno 30 euro al mese, è un piccolo contributo. È chiaro che queste situazioni secondo noi andrebbero risolte con provvedimenti strutturali. Tra l'altro è un bonus erogato dalla regione che va probabilmente a sommarsi e a integrarsi a altri contributi che possono essere comunali o nazionali. Noi crediamo, come Movimento 5 Stelle avevamo fatto la proposta del reddito di cittadinanza che conteneva anche la pensione di cittadinanza, che era uno strumento, diciamo, strutturale. Poi purtroppo il nuovo governo ha voluto abolire questo strumento, però possiamo chiamarlo anche in un altro nome. Credo che la soluzione non siano queste una tantum che poi durano pochissimo, e tra l'altro a carico della regione, che non ha un compito in questo senso. Ecco. È un di più, diciamo, che sì, dice lei, non risolve il problema. E poi insomma, se vediamo che poi l'ultima finanziaria nazionale ha previsto un aumento delle pensioni in media di circa 2 euro per adeguamento al costo della vita, è chiaro che non sono strumenti che vanno a risolvere i problemi dei cittadini che si trovano in difficoltà, in questo caso pensionati che hanno redditi molto, molto bassi. Allora, buongiorno, ci scrive Vadim: vista l'intenzione dei nostri governanti di ripristinare le province, anche qui c'è un altro articolo anche oggi, no? Sul giornale se ne sta parlando molto, si potrebbe seguire l'esempio del Trentino Alto Adige e creare anche nel Friuli Venezia Giulia le province autonome di Trieste e Gorizia, proponendo motivazioni di natura culturale e geopolitica. Questo potrebbe avere anche l'effetto secondario di soddisfare almeno in parte le rivendicazioni di indipendenza di alcuni territori, secondo il signor Vadim. Allora, intanto ripristino delle province, no? Sì, in generale il ripristino delle province, noi ci avevamo battuti anni fa per l'abolizione delle province. Purtroppo poi nel pratico chi ha proceduto all'abolizione della provincia anche nella nostra regione ha istituito degli organismi sostitutivi che hanno creato più problemi che ha risolto le situazioni precedenti di sprechi che erano evidenti secondo noi. Credo che la strada corretta sarebbe stata quella di promuovere delle integrazioni di alcuni servizi fra comuni che sono piccoli e che potevano probabilmente risparmiare appunto sull'erogazione di determinati servizi. Abbiamo comuni anche nella nostra regione, sono più di 200 i comuni nella nostra regione, e alcuni sono molto piccoli, hanno problemi di personale, quindi non dico l'unificazione dei comuni in sé, quindi la fusione, ma almeno il mettere assieme alcuni servizi erogati dai diversi comuni per avere dei risparmi. Adesso con il ritorno alle province bisognerà vedere come questa cosa verrà declinata dal punto di vista operativo e fattuale. Io mi auguro che non sia solo una nuova istituzione fatta solamente per
come dire, per motivi elettorali, cioè quella di creare dei consigli provinciali, delle giunte provinciali, sistemare alcune pedine dei partiti politici, ma poi magari creare grandi confusioni tra i servizi che sono erogati dai comuni e quelli erogati di competenza della regione. Quindi ormai si è imboccata questa strada, il governo Meloni e la giunta Fedriga ha imboccato questa strada. Io mi auguro che non si vada verso un ulteriore spreco di denaro pubblico di cui appunto non abbiamo bisogno. Ecco. Allora, abbiamo un'altra telefonata in arrivo, buongiorno. Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei e a Paolo Menis, Nivea. Buongiorno allora, Nivea. Io volevo dire qualcosa sull'ISEE. Intanto cominciamo col dire che Prodi ha messo la 13ª sulle pensioni minime senza ISEE, per cui il discorso è sempre quello: se uno ha dei titoli o dei depositi in banca non contano, guardano la 13ª e basta, chiuso. Il Movimento 5 Stelle ha dato il reddito di cittadinanza, era un disastro e Menis lo sa, c'erano mafiosi che brindavano vicino alla piscina con lo champagne e con il reddito di cittadinanza. Tantissime persone hanno avuto il reddito di cittadinanza e non erano le persone giuste. Parliamo delle pensioni di 3 euro, tutti parlano 3 euro, 2 euro, l'altro anno il governo ci ha dato abbastanza, ha aumentato le pensioni, io lo so perché sono pensionata, ho avuto un aumento di 100 euro e non credo sia stata la più bella del paese, eccolo, per cui il governo non può dare ogni anno un aumento di 100 euro sulle pensioni minime, questo non è possibile. Le pensioni. Allora io come cittadina ho lavorato una vita, adesso ho la pensione anche di reversibilità di mio marito, non è che mi piango addosso, però non posso neanche ridere, eccolo, diciamo, no? Però le pensioni di reversibilità. Chi prende una pensione minima ha una pensione di reversibilità e non ha mai lavorato nella sua vita. Le pensioni di anzianità. Le pensioni di anzianità dovrebbero essere scorporate dall'INPS, perché poi ci dicono che gli immigrati ci pagano le pensioni. Non è così. Chi prende la pensione di anzianità vuol dire che ha fatto poco o niente nella sua vita. Quando loro si giravano dall'altra parte nel letto, io ero già in servizio in ospedale. Per cui, insomma, anche avere, io lo capisco, sono persone anziane, tutto quello che volete, però nella vita bisogna darsi una mossa, tutti quanti. Grazie. Grazie Nivea, buona giornata. Io non so quali pensionati conosce la signora, ci sono tantissime persone che hanno una pensione che non gli consentono di vivere dignitosamente e su questo credo ci sia l'interesse di tutti, non solo di queste persone, a portare il loro reddito ad un reddito di sopravvivenza e di dignità, anche perché questo fa sì che si tramuti questo in una operazione economica a vantaggio di tutti, perché se qualcuno che ha pochissimi denari a disposizione riesce ad incrementare il proprio reddito, molto probabilmente il 100% di questo reddito verrà speso e non verrà risparmiato. Questo fa aumentare, ha un effetto volano sull'economia delle città e del nostro paese. Gli aumenti che diceva, anzi la signora diceva anche che il reddito di cittadinanza è stato un disastro, ma guardi che gli abusi e le illegalità sulle misure di sostegno, su tutte le misure di sostegno che un paese eroga ci sono, purtroppo bisogna cercare di evitarle, ma quando accadono bisogna anche colpirle. Io non credo che sulle pensioni di invalidità non ci siano stati mai degli abusi o delle richieste improprie da parte dei cittadini italiani, ma nessuno si sogna mi auguro fino ad ora, si è sognato di abolire le pensioni di invalidità e così qualsiasi altro tipo di sostegno economico. Quindi
Se avvengono degli abusi bisogna colpirli, bisogna ovviamente chiedere un risarcimento danni alle persone che hanno usufruito di questi contributi e bisogna anche intervenire dal punto di vista penale, e se quei casi sul reddito di cittadinanza sono emersi è perché proprio le autorità di polizia e giudiziaria sono intervenuti per evitare che quei abusi continuassero. Detto questo, anche il fatto che una persona non abbia lavorato tutta la vita, cioè, nel senso, questo in molti casi non dipende solamente dalla persona. Sappiamo fino a qualche decennio fa la situazione di una famiglia tipo italiana era quello per cui il marito lavorava e la donna stava a casa e magari non aveva un reddito da lavoro, e non sempre in queste situazioni è possibile poi usufruire di un'eventuale pensione di reversibilità a favore della signora che magari è rimasta sola, è rimasta vedova. Quindi non possiamo imputare a tutte le persone che hanno delle pensioni minime il fatto di non aver lavorato. Credo che sia interesse di tutti anche poi avere attuare delle politiche di solidarietà nei confronti delle persone che purtroppo hanno meno disponibilità economica. Allora, un'altra telefonata subito, buongiorno. È caduta la linea, credo, di capire. Allora Enrico invece ci scrive: buongiorno, come in Slovenia i dossi sono le soluzioni, i mezzi di soccorso circolano comunque, svegliamoci, non prendiamoci in giro, e poi dal vostro servizio si vede, il servizio credo appunto relativo purtroppo al brutto incidente in cui ha perso la vita una signora di 75 anni, si vede come i ciclisti non usano le ciclabili. Buona giornata e mai molar con l'ovovia, dice sempre Enrico. Insomma, ma intanto sulle ciclabili anch'io, è un po' di tempo che non vado in bici, ma fino a qualche anno fa andavo in bici da corsa. Le ciclabili si devono usare e possono essere usate se vengono fatte bene. In quel tratto là c'è una ciclabile bidirezionale, se non sbaglio, anzi forse solo in una direzione, quella verso il centro, e quindi è chiaro che ci sono molti ciclisti che non la usano. Io credo che appunto sul discorso della ciclabilità vada fatto un ripensamento generale, perché abbiamo visto molte pezze messe qua e là, la ciclabile di Viale Campi Elisi, ultimamente anche quel tratto di ciclabile in Viale D'Annunzio che secondo me grida vendetta al cielo, e quindi non c'è un progetto serio secondo me sulla ciclabilità a Trieste. Poi il discorso della sicurezza, abbiamo visto che purtroppo negli ultimi mesi, questa se non sbaglio è la seconda persona, perché mi viene in mente il bruttissimo incidente che è costato la vita al giovane qualche settimana fa in zona via Coroneo, e l'altro giorno appunto questa signora sull'attraversamento pedonale. Il problema della sicurezza stradale è un problema che va affrontato, molto probabilmente anche imponendo dei limiti di velocità molto più stringenti anche in centro città, perché vediamo che appunto molte persone ci rimettono la vita. Quell'attraversamento pedonale nello specifico è effettivamente molto pericoloso, perché ci sono automobili che viaggiano a velocità sostenuta nonostante la presenza poi di un autovelox che però è più prossimo alla stazione e non verso Roiano. Quindi i dossi potrebbero essere una soluzione. Qualche anno fa ricordo che il Comune non ha voluto istituirli, dicevano per il passaggio degli autobus, soprattutto gli articolati di 18 metri, che sarebbe complesso, però effettivamente, come scriveva Enrico, per esempio nella vicina Capodistria sono presenti anche in situazioni non agevoli di salite, e servono tanto. Poi lo ricordo anche a Monfalcone sono presenti, quindi insomma sì. Forse un ripensamento su questo va fatto,
come quello, infatti in alcune situazioni l'amministrazione ha provveduto a rendere i passaggi pedonali più luminosi, più sicuri, anche con un salvagente in mezzo alle due corsie, quindi alle due carreggiate. Quindi gli strumenti ci sono. Tra l'altro poi bisogna anche, secondo me, anche implementare maggiori attraversamenti pedonali. Ieri per caso mi è capitata una zona che attraverso solamente di solito in automobile, ma per un motivo diciamo logistico ho dovuto attraversare la zona che è intorno al Paradiso, dove c'è il nuovo Aldi. E se tu passi a piedi e arrivi in quella zona là, non c'hai un attraversamento pedonale dove c'è addirittura l'impianto semaforico. Ecco, quindi anche aumentare il numero di passaggi pedonali, di attraversamenti pedonali fatti in sicurezza. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno Fulvio. Buongiorno. Guardi, sì. Buongiorno Medici. Siccome anch'io sono un pedone, se posso permettermi di dare un piccolo consiglio a tutte quante le persone, perché quello che attuo io è che mi hanno insegnato fino da piccolo. Quando devo attraversare la strada, anche quando è capitato a me di attraversare con il verde, mi è capitato una ventina di anni fa in piazza Oberdan, io guardo sempre chi arriva. E quando devo attraversare sulle pedonali, prima di immettermi nell'attraversare, guardo chi arriva, guardo se la macchina cammina forte e alzo anche il braccio per far capire. Sarebbe il linguaggio dei segni, comunque serve, perché è il pedone la parte debole sulla strada, perché mi arriva un sacco di lamiere addosso. Già. Quindi io non posso contrastare una tonnellata e mezza di lamiere con il mio corpo, quindi devo prestare anche un po' di attenzione. È come quando si va a camminare in montagna, non si può pretendere di camminare in montagna senza guardare dove si mettono i piedi. Questa è una cosa. Secondo, rapportarsi oramai con le istituzioni, con l'amministrazione è sempre peggio. La gente, soprattutto quelli che hanno una certa età, ma vedo anche i giovani, mi è capitato ieri di parlare con un commercialista e anche con un avvocato. Una volta presentavano gli atti, era tutto fisicamente e cartaceo. Perdevano mezz'ora di più per mandare magari il ragazzo di ufficio a presentare l'atto. Adesso devono fare con il computer e perdono più tempo di prima e tante volte anche si sbaglia. È diventato tutto più complicato. L'ISEE, lo SPID, il PIN, la password, l'home banking. Sì, certe cose sono anche semplici, ma la maggioranza non è semplice. Questo è il discorso. Hanno complicato sempre di più e se possiamo anche ancora un attimo parlare anche di pensioni, chiediamoci perché lo Stato ha chiuso l'IPDAP. L'IPDAP era la cassa previdenziale degli statali, perché lo Stato non ha mai versato una lira. Questo è il discorso, che oramai l'INPS non ha più soldi. Questo è il discorso. 6 anni fa lo Stato non pagava i soldi per i propri dipendenti, ma se lo pagano oggi. Capito. Ma ci vuole tanto a capire. E poi una cosa che chiedo sempre, no? Per favore, fate leggere qua al signor Menni, che lo sa benissimo, perché gioca a non saperlo, ma lo sa benissimo. Le legge 3054. Lo sa, adesso glielo chiediamo. Me lo ricorda ogni volta. Lo ricorda sempre. Il territorio libero di Trieste. Va bene, Fulvio, se lo ricorda, altro che glielo ricorda lei tutte le volte, insomma, non solo al nostro ospite di adesso, ma a tutti gli ospiti presenti. Temevo che il signor Fulvio si dimenticasse del trattato di pace. No, invece ci è arrivato alla fine. No, io volevo, tornare sul discorso della sicurezza, come diceva il signor Fulvio. Effettivamente anch'io faccio più o meno quello che descriveva il signor Fulvio, cioè quello di attraversare la strada sempre con grande attenzione, anche quando c'è un impianto semaforico, perché vediamo molto spesso come
purtroppo non solo gli automobilisti, ma spesso tanti automobilisti, sono anch'io automobilista, quindi non è che faccio una critica alla categoria, però ci sono tante persone che purtroppo superano anche semafori che hanno il rosso o l'arancione, quindi la prudenza in questo caso non è mai troppa, però come dicevo prima, su tanti attraversamenti pedonali l'amministrazione comunale dovrebbe fare di più, dovrebbe farlo anche per esempio in quella zona, l'avevo detto anche tempo fa, anche a Barcola, soprattutto nella stagione estiva dove ci sono tanti attraversamenti, cioè attraversamenti di persone ma non ci sono attraversamenti pedonali. Sul discorso della digitalizzazione è chiaro che ci sono vantaggi e svantaggi, io credo che complessivamente la digitalizzazione anche della pubblica amministrazione sia stato un vantaggio. È chiaro che magari come dire, spersonalizza il rapporto con il comune, perché molte volte con il comune o comunque con altre istituzioni, enti, certo. Però ti consente di risparmiare molto tempo. C'è sicuramente un problema, soprattutto nella nostra città, che ha un'età media molto, molto avanzata, di rendere accessibili questi strumenti e comprensibili questi strumenti, però nel complesso ha semplificato la vita di tanti cittadini. Io mi ricordo i primi anni, mi ricordo sempre questo, i primi anni che bisognava presentare, cioè che io ho presentato la dichiarazione di redditi, mi ricordo le file interminabili, che c'era la loro intendenza di finanza in via Trento, per cui bisognava portare il cartaceo, fare delle code interminabili, quando adesso siamo arrivati a una certificazione unica precompilata, o comunque anche se ti appoggi a una società di servizi lo fai in pochi minuti. Quindi sicuramente quello che magari potrebbe fare il comune, ma esiste anche un ufficio relazioni col pubblico, quindi eventualmente per chi ha problemi può non solo telefonare all'ufficio relazioni col pubblico, ma anche andare di persona. Esatto, questo è vero. Esiste anche poi un servizio proprio da parte del comune per tentare di aiutare le persone che non hanno dimestichezza con il mezzo informatico a fare lo SPID, a fare tutte le cose, insomma, le incombenze che ci raccontava Fulvio, perché magari può essere appunto, poi ci sono anche questo il comune, poi anche è chiaro che magari ci può essere un costo minimo, adesso quello del comune non lo conosco, però per esempio ci sono anche tante organizzazioni sindacali o ad esempio sindacati CAF, anche sindacati di pensionati, ho visto che vero. Se non sbaglio, senza fare pubblicità per nessuno, ma il sindacato pensionati della CGIL so che offre dei servizi, anche un aiuto a usare queste tecnologie. Purtroppo sì, c'è stato magari un effetto per cui la facilità di relazionarsi attraverso queste tecnologie ha prodotto una richiesta di maggiori informazioni, di maggiori documentazioni. Ecco, questo è stato forse effettivamente sì, una volta era più semplice nel reperire, era più facile fornire le informazioni, però complessivamente credo sia stato un grandissimo vantaggio. Poi per garantire la sicurezza c'è la questione delle password, delle procedure. Sì, allora, soprattutto sul nostro amato smartphone esatto, che ci chiede tante volte la password per accedere, per sbloccare la schermata. Infatti, quindi può essere molto complicato. Però il tema della sicurezza informatica è anche tanto importante, perché dobbiamo andare con i piedi di piombo. Ci sono dati nostri che possono essere a disposizione di chi non ha buone intenzioni, e quindi queste misure di sicurezza sono importanti. Il mio consiglio, anche poi lavorando in un'azienda che si occupa di informatica, è quello di seguirlo e perderci un po' di più tempo, ma ha senso proteggersi. Ha sicuramente senso. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, c'è già una telefonata in arrivo per il nostro ospite Paolo Menis del Movimento 5 Stelle. Allora la sentiamo subito. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno signori, buongiorno. Buongiorno. Grazie per la gentilezza che posso intervenire, molto gentile la signora in quanto... Siamo qui per quello, signora, buongiorno. Io sono Cristina, piacere. Cristina. Voglio dire questo che io sono pensionata da anni, da quando sono vedova. Percepisco una reversibilità di 650, 70, ok, ma continuo a lavorare anche perché io ho quasi 61 anni, ho avuto anche una invalidità civile che prendevo 280, adesso prendono molto bene 650. Dico che comunque le pensioni a sé, perché ognuno è a sé, questo è di fatto, reddito di cittadinanza per qualcuno c'è ancora, o chiamiamolo sussidio, perché io ho avuto a che fare da quando ero piccola, 15 anni, per avere 150 euro al mese. Dunque il reddito di cittadinanza esiste per qualcuno, meno male che l'hanno tolto perché c'è stato un putifermo in quanto. Per quanto riguarda l'immigrazione, la sicurezza, io devo avere gli occhi di lato, di su, di giù, perché anch'io un po', diciamo, cammino un po' nel terrore, insomma. Abbiamo un Friuli Venezia Giulia stupendo, ma stupenda. Io non capisco come mai questi immigrati arrivano, non c'è un controllo come dovrebbe essere a tappeto, ma dovrebbe essere proprio un controllo nel vero proprio, ecco, e sono loro che comunque sì, bisogna che ci sia un controllo, perché più controlli, non è possibile che ogni giorno ne senti una di tutti i colori. Io mi alzo la mattina e dico signore, fa che la giornata, sì, ogni mattina mi chiedo questa domanda e sento che invece è sempre peggio, ogni giorno è sempre peggio. La signora vorrebbe più controlli, signora Cristina, per frenare, diciamo, l'immigrazione. Grazie signora Cristina, buona giornata. Allora, cosa dice? Ci sono abbastanza controlli? Abbiamo visto negli ultimi mesi l'istituzione di queste zone rosse che mi permetto di giudicare facendo delle premesse. Intanto il metodo della valutazione non può essere, secondo me, quello dei numeri di provvedimenti presi durante i controlli nelle zone che appunto sono denominate rosse, perché è un nuovo strumento e quindi è chiaro che non possiamo paragonarlo a quanto succedeva prima. Io credo che si tratti, adesso a fine marzo si dovrebbe fare il punto della situazione, probabilmente verranno prorogate o forse no. Io credo che una valutazione non può essere, secondo me, positiva, anche se l'istituzione di questa misura ha dato alcuni risultati, perché poi di fatto l'abbiamo visto ieri, le risse avvengono anche in altre periferie e continuano anche, soprattutto, quegli atti di illegalità che magari non si vedono in strada, come furti di appartamento e altro. Quindi queste zone rosse sono state probabilmente come un'aspirina, hanno magari ridotto i sintomi, però ovviamente il male resta. Tra l'altro, piccola parentesi, oggi credo si dovrebbe discutere in una commissione del Consiglio Comunale la proposta della nostra consigliera Alessandra Richetti di istituire il cosiddetto vigile di quartiere, che sarebbe una figura mista fra, fornire una maggior sicurezza sul territorio, ma si dovrebbe anche confrontare con gli uffici del servizio sociale del comune per andare a individuare quelle situazioni di marginalità che possono poi sfociare
atti delinquenziali, e quindi secondo noi questo potrebbe essere una misura che va a recuperare la sicurezza nella nostra città. Ma poi secondo me un altro tema principale sono le risorse umane a disposizione della polizia e anche le risorse tecnologiche. Abbiamo sentito per esempio come tempo fa avevate fatto anche voi un servizio, come i commercianti molto spesso poi non sono ovviamente felici della situazione, perché le istituzioni delle zone rosse possono anche ridurre gli affari nei loro negozi, ma poi molto spesso quando accadono dei fatti violenti, la polizia o i carabinieri chiedono poi le registrazioni delle telecamere anche che avvengono sulla pubblica via, quindi vuol dire che ancora alcune zone della città non hanno una videosorveglianza accurata, e quindi su questi punti secondo noi è giusto intervenire, aumentare anche il personale, perché come aveva denunciato, se non sbaglio, il segretario provinciale del SIULP, uno dei sindacati di polizia, poi alla fine, al di là delle zone rosse presidiate anche come dire, da molto personale che viene magari da fuori Trieste, poi in giro per la città ci si ritrova con 3 pattuglie della Polizia di Stato, al quale si possono affiancare anche i carabinieri, ma sono ovviamente molto poche per andare ad intercettare situazioni critiche. Ecco, questo secondo me è il punto, è quello che si dovrebbe fare. Allora, ci sono un paio di mail sul tram, ma se l'impianto è fermo da anni e quindi non si muove, ci potrebbero essere anche delle anomalie alla ripresa del servizio in modo continuato o no? Mugugnare sempre sport triestino, dice Paolo. Invece Nevio sul tram dice buongiorno Sveglia Trieste, con un sindaco che bla bla bla, non solo il tram se disgrazia e piscina terapeutica dove la sta. Ha fatto un po' una poesia, una filastrocca, grazie a Nevio. Insomma due pareri opposti, no? Sembra quasi giustificare. Ma sì, qui Paolo, non è secondo me il fatto di lamentarsi e basta, cioè nel senso è chiaro che poi i lavori vanno eseguiti. A me sembrano, ma credo a tanti cittadini, che 8 anni per ripristinare un servizio del genere sono stati troppi. Ricordo esponenti di centrodestra che si lamentavano durante le precedenti interruzioni di servizio che sono durate magari 1 o 2 anni, come era inaccettabile. Io credo che appunto anche in questa situazione sia ancora più inaccettabile, ma credo che sia inaccettabile se il servizio riparte che vengano come dire, programmati dei stop, come è successo per qualche settimana fa. Può anche accadere che ci sia un'interruzione dovuta a un problema tecnico, però mi sembra un po' strano, e credo che su questo avremo bisogno, come dicevo prima, di una completa operazione verità. E poi ci sono i temi, come accennava appunto il signor Nevio, di altre opere pubbliche che devono essere messe sul piatto e devono essere realizzate. Per esempio questa è la piscina terapeutica, no? Che è un servizio fondamentale per tante persone. È vero che è molto attesa, ma insomma sembra adesso c'è stata la spianata, diciamo, è stato tolto il rudere, no, della piscina, però non si sa ancora nulla. Allora, purtroppo. Una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, chi è in linea con noi? C'è qualcuno in linea? Allora sentiamo qualcuno, credo che sia caduta la linea, allora andiamo a leggere ancora le tante mail che arrivano al nostro indirizzo. Ciro ci scrive: buongiorno, volevo sapere perché fanno i conti per quanto riguarda l'ISEE sul lordo, sarebbe più giusto farlo al netto secondo me, dice Ciro, fanno il conto appunto di quello che uno percepisce sullo stipendio lordo, no? Ma credo che sia non ci ho mai ragionato su questo sinceramente, ma credo che sia più uniforme fare un calcolo sul lordo piuttosto che sul netto, anche perché poi appunto il netto dipende
dalla situazione reddituale personale, quindi è chiaro che credo sia una questione di uniformità fare dei calcoli sul reddito lordo. Ci scrive Renata con spirito così collaborativo, dice: per ricevere consigli e aiuto vero e proprio su cosa fare per ottenere i contributi di vario genere, il pensionato deve rivolgersi ai tanti CAF della città, è il modo migliore per risolvere dubbi e perplessità. Beh, il consiglio i CAF che diamo sempre, sia non solo per la preparazione dell'ISEE, ma anche appunto, come scriveva la signora, per avere consigli su contributi, anche perché appunto le contribuzioni arrivano da istituzioni, da organi molto diversi, quindi non sempre è facile star dietro a tutte le novità. Per esempio il contributo della regione, che vabbè, è pure una cosa minima, però se c'è qualcuno che ha diritto non sempre è facile venire a conoscenza. Chiaro, voi come organo di informazione fate la vostra parte, ma non sempre si conoscono tutti i contributi a disposizione. Allora, vedo pronto il nostro Bernardo Gulotta per un altro collegamento esterno. Allora, buongiorno nuovamente Bernardo, credo che si trovi il nostro Bernardo, ancora un attimo, stanno perfezionando il collegamento, credo si trovi dalle parti del tram, può essere? Sì, ecco. credo sia il capolinea del tram. Vedo delle rotaie nell'inquadratura, ma la vedremo fra poco perché ancora non è pronto il collegamento, ci colleghiamo fra pochissimo. Ci sono altri commenti, ci scrive Enrico riguardo il 110%, il bonus, dice: atteso che il 99,99% degli edifici che hanno usufruito del 110 hanno un isolamento di 12-15 cm di polipropilene, materiale critico per molte ragioni, perché i 5 Stelle in fase di proposta del progetto di massima e prima dell'applicazione legislativa non ha spinto con un obbligo di legge per un isolamento più sicuro e più ecologico e di facile smaltimento. È stato materiale, no? È stato un provvedimento che comunque si è calato in un momento emergenziale, perché eravamo proprio in epoca Covid. Comunque lo smaltimento, l'avevo già detto altre volte, lo smaltimento di quei materiali può essere fatto assolutamente in sicurezza. È chiaro che non tutti i materiali hanno un basso impatto ambientale, però sulla bilancia dobbiamo mettere anche il risparmio energetico che tanti cittadini avranno e hanno grazie a un isolamento termico del proprio condominio, della propria casa. Quindi diciamo la compensazione ambientale è più che superiore a un eventuale impatto ecologico che avranno fra 25-30 anni altre future ristrutturazioni sullo stesso condominio edificio. Allora, vediamo se il nostro Bernardo è pronto, lo vedo pronto appunto al capolinea del tram di Opicina. Bernardo è al capolinea. Al capolinea. Va bene. È al capolinea. È al capolinea, sì. Spero di no. Speriamo di no. Allora, Bernardo... Che succede? Almeno una bella giornata intanto vedo, no? Anche oggi. Però... Quello senza dubbio. Sì. È una bella giornata oggi per quanto riguarda il meteo, meno per quanto riguarda il tram di Opicina, non solo oggi, lo avete anche detto in studio. Buongiorno di nuovo a tutti, buongiorno anche a Paolo Menis e tutti i telespettatori. Siamo al capolinea di Piazzale Monterey del tram di Opicina, alle mie spalle le vetture 401 e 407, la 404 che è l'altra delle due con la 401 che è in questi giorni di avvio da un mese a questa parte di ripristino della linea del tram di Opicina. Erano proprio in due le carrozze, la 401 e 404, che andavano su e giù nelle 39 corse giornaliere del tram di Opicina, che si è fermato a causa di un guasto. Quello in questione riguarda la rottura di un cuscinetto della ruota destra lato valle del carro scudo, che ha comportato questo stop che riguarda la linea tranviaria, stop che dovrebbe prolungarsi fino alla prossima settimana, lunedì. Ha comunicato la Trieste Trasporti, dovrebbero esserci collaudi per il ripristino di questo problema
che ha toccato proprio il carro scudo, il cuscinetto di una delle due vetture e che quindi, anzi di una delle due vetture, e che quindi ha in questo momento comportato lo stop. Uno stop che non è il primo dal ripristino della linea dall'1 febbraio, c'è stata quell'interruzione breve a causa del freddo che fortunatamente anche per tanto i fruitori in questi 30 e passa giorni della linea non ha comportato una vera e propria interruzione duratura, ma a riprova anche della fragilità delle carrozze e di quello che è il servizio del tram di Opicina, che è tanto amato e tanto voluto quanto però anche delicato, perché comunque si tratta di vetture d'epoca, si tratta di una linea impegnativa anche come pendenza, lo sappiamo, non scopriamo niente di nuovo, come il tram di Opicina, che è soggetto da diverse anche giornate di manutenzione ordinaria, quelle invisibili agli occhi degli utenti perché vengono infatti svolte a linea ferma, necessita anche di interruzioni straordinarie come quella in questione. Allora noi siamo passati anche in piazza Dalmazia, dove nei giorni scorsi tanti aspettavano il tram, proprio ieri e l'altro ieri aspettavano il tram, ma invano. Oggi già c'è la consapevolezza che la linea non passa, piazza Dalmazia, così come anche le altre fermate erano deserte. Si aspetta anche qui a Opicina, nei pressi di piazzale Monterey, si aspettano la linea 64 o 2 Barrata o anche la 4 per raggiungere centro città o altre destinazioni. Questo solleva una volta di più l'attenzione dei cittadini verso un servizio di trasporto molto amato, ma al contempo anche, come abbiamo detto prima, fragile, che deve avere anche la sua necessaria manutenzione quando viene preso d'assalto come in questo mese, perché non in tanti a salire nelle vetture, lo riporta anche oggi il quotidiano. Forse gli sforzi sottoposti dopo 8 anni di stop hanno in qualche modo anche dovuto fare una tara rispetto alla nuova messa in movimento delle carrozze, e quindi sono passaggi propedeutici poi a migliorare il servizio, come comunica la Trieste Trasporti, al fine di imparare anche a capire quali sono i problemi più frequenti che toccano il tram di Opicina. Abbiamo parlato con un paio di persone che poi hanno preso l'autobus proprio qua alla fermata, c'era insomma un po' di malumore, ma anche di comprensione rispetto a questa nuova interruzione, perché ovviamente cosa viene detto in primo occhito? Ma tanto sei una disgrazia, quindi in qualche modo lo si prende con filosofia. Dall'altro però c'è anche la sensazione che questa linea, che è tanto affascinante quanto però sensibile, sia da cogliere nel momento in cui funziona. Quindi ci aspettiamo che appena sarà di nuovo ripristinata, e magari con una bella stagione, sarà nuovamente affollata, perché poi chissà se si rifermerà ancora. Laura, te la linea. Grazie Bernardo. Insomma, questo è chiaro il quadro della situazione per quanto riguarda il tram. Ne parlavamo prima anche in relazione, no, a quello che è stato la presentazione delle variazioni al bilancio comunale, questa posta insomma di 850.000 euro per la manutenzione, però diceva prima il nostro ospite, forse è mancata un po' di trasparenza sulla vicenda tram. Beh sì, sicuramente. È incominciata la vicenda, ero ancora consigliere comunale e già all'epoca dei fatti era mancata una trasparenza su quanto stava accadendo, cioè su quello che era successo come incidente, e anche sulle future all'epoca operazioni per ripristinare il servizio. Purtroppo è accaduto quello che temevo, cioè un lungo stop. Io non so, io mi auguro che questo stop odierno, anche come quello di 10 giorni fa se non sbaglio, non sia invece dovuto al fatto di tra virgolette un'accelerazione nel ripristino del servizio, spinta dal sindaco. Ricordo come il sindaco voleva a tutti i costi, a parte aveva promesso che il tram sarebbe ripartito nel febbraio se non sbaglio di 3 anni fa, e lo voleva a tutti i costi anche a inizio anno, poi ha ottenuto la data del 1° febbraio. Ecco, mi auguro che questo
che l'incidente di ieri, il guasto di ieri, non sia dovuto ad aver accelerato, tra virgolette, ripeto, i tempi per il ritorno in funzione del tram. Comunque, al di là di tutto, credo che i triestini meritino una operazione trasparenza. Allora, sentiamo la telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno dottoressa, sono Vladi. Vladi, buongiorno. 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 Purtroppo siamo in chiusura, non ci sarà tempo neanche per la risposta, temo. Dica pure. Ho visto il suo ospite sorridere quasi compiaciuto nell'affermare ma il tram è a capolinea, per forza che è a capolinea. No, era una battuta nei Rivolta confronti di Bernardo, Bernardo Gullotta, che conosco ed è un rapporto personale. Non c'era nessun compiacimento del non funzionamento del tram, anzi. Allora, comunque c'è il compiacimento di quando le cose non funzionano. Non è vero No, assolutamente, non era ma questo. mi dispiace se le ho In dato diretta. questa impressione. Io non sono felice che le cose non funzionano. Doveva far partire il tram chi veniva eventualmente dopo di Piazza, perché di Piazza doveva essere messo in cattiva luce. Parlo di accelerazione, dopo 8 anni parlo di accelerazione voluta, ma vabbè. Ma se non ha compreso la mia ironia, ho parlato di accelerazione appunto dopo 8 anni, perché non si può parlare di accelerazione. Il tram è stato fermo 8 anni e in questi 8 anni c'era l'amministrazione di Piazza, non altri. Sì, benissimo. E non doveva partire per forza, non doveva partire. No, doveva partire assolutamente, era ora che partisse. Mi auguro, come ho detto, che i lavori siano stati fatti ad opera d'arte. Ecco. Sì, ecco. Allora, su carrozze vecchie bisognava prevederlo che le carrozze erano vecchie, sono stati imposti freni. Le carrozze di quel tipo sono state vendute e circolano a Torino. C'è un servizio tram a Milano, non vedo perché non debba funzionare a Trieste con le stesse carrozze. Sì, ma a Torino non c'è tanta pendenza, mi scusi, ma adesso... Sì, ma girano le carrozze che giravano a Trieste. Ecco, e allora bisogna anche dire di contingentare le persone che montano, perché non si può caricare. Forse questo è un problema, è vero? Non si può caricare una carrozza come un uovo. Chiaro, lo diceva anche il nostro Bernardo Gullotta, diceva forse magari l'entusiasmo eccessivo, no? Certo, questa potrebbe essere una soluzione, ma è appunto... La cabino via porterebbe 10 persone alla volta. Ok. È chiaro? Non parliamo della cabino via. È venuto a caricarlo come un uovo, a riempirlo come un uovo, perché tutti volevano andare quindi via. Chiaro Vladi, chiarissima la sua non sono d'accordo, grazie comunque, ma non sono d'accordo. Va bene. Sull'Ovia non sono d'accordo, poi ne parleremo un'altra volta. Ne parleremo un'altra volta perché il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Allora io ringrazio Paolo Menis per essere stato con noi, lo invito a tornare presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie molte. Fra poco sarà con noi Corrado Tremo, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Restate con noi, non andate via.